Io mi domando se in questo paese, dopo che è caduto il muro di Berlino da tanti anni e che il comunismo, la vergogna comunista, l'olocausto comunista, perché qui si celebrano gli olocausti ma si dimentica il maggiore, quello che ha fatto 100 milioni di morti. Quattro gatti dell'Ampi, vorrei riuscire a qualche casa di riposo perché ormai anche loro non hanno più 20 anni, sì che di ginnastica ne ha fatta al suo tempo, corse ne ha fatte, riescano a imporre la loro volontà. Qui viviamo in una terra di centrodestra, riescono a imporre quattro gatti la loro volontà, con le loro menzogne, perché è uscito uno scritto dove si offendono. Io sono stato contraddetto, non volevo badarli perché quella gente, quelle persone che hanno avuto come rappresentanti personaggi come Lorenzoni o come questo Venier o come il famoso Capraro, che è stato per 4 generazioni presidente dell'Ampi, condannato e espulso dall'ordine per rapina a mano armata, che si vantava di aver fatto la resistenza ma aveva fatto una resistenza privata. Io con quella gente non parlo. Negano quello che è successo nel 1945, specialmente nella zona di Valdobbiadene, dove operava la famigerata divisione Nannetti, la famigerata divisione Nannetti, che poi è tutta una barzelletta perché questi erano battaglioni, divisioni. In realtà la divisione ha 10.000 uomini e loro forse raggiungevano gli 800-900 persone, ma di queste 800-900 persone, vedete, questa è la storia della resistenza in pillole, perché si dà per scontato battaglioni come no, le 800-900 persone nel Cansiglio, la Gramsci a Feltre, qui la divisione questa che ho citato adesso, sì e no, raggiungevano i 700-800 persone, ma quali? Tutti i partigiani? Ma che partigiani? La maggior parte era gente che non voleva andare in guerra, come sui Grappa, che non voleva andare in guerra e speravano che finisse la guerra, e i genitori, preoccupati che succedesse qualcosa in guerra, li mandavano in montagna. Ma si rifiutavano di uccidere, si rifiutavano, quindi erano dei gitanti. I personaggi attivi, delinquenti, quelli che facevano gli attentati e poi esponevano ai rischi i loro stessi compagni che venivano processati e fucilati, quelli erano pochissimi, era una minoranza, perché il Veneto li ha sempre odiati. Qui se non c'erano i partigiani, ero a Seren, da 2 persone di 96 anni che però erano più lucide di me, 2 donne, ma hanno detto se non c'erano i partigiani la guerra non la sentivamo neanche. Ne hanno combinati di tutti i colori, vede quello che hanno impiccato. I tedeschi sono andati in comune e hanno visto 44 denunce per furto, l'hanno preso e l'hanno impiccato, in più era anche partigiano. Queste sono le storie spicciole di quello che è successo veramente. Questa è la storia di quel che è successo veramente, di cosa è stata la resistenza.